È tuttora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale San Bortolo di Vicenza il ciclista 25enne che è stato colto di malore durante una gara a Sovizzo, una classica tra le più rinomate del calendario dilettanti. Un arresto cardiaco poco prima del traguardo ha fermato Kevin Bonaldo, un bassanese residente a Loria Trevigiano che indossa la maglia giallo-verde della società ciclista Padovani. Un malore improvviso avvenuto al termine della 58esima edizione della Piccola Sanremo. Mentre si festeggiavano i vincitori, l'elisoccorso portava il giovane atleta in rianimazione dopo un provvidenziale massaggio cardiaco del medico di gara. Un fulmine a ciel sereno per gli organizzatori ancora ignari. Per noi è stata una doccia gelata, io come presidente e tutto il mio staff e tutto il mio direttivo del Cisovizzo, chiaramente è stato un qualcosa di terribile che non auguriamo a nessuno. Il giovane, che ha trascorso la notte sotto costante osservazione, è tuttora sottoposto a coma farmacologico in terapia intensiva. La prognosi di Kevin resta riservata. La sua squadra domani si ferma in solidarietà del giovane atleta che avrebbe dovuto gareggiare ad una competizione nel Parmense. Il mondo del ciclismo si è stretto attorno ai familiari, centinaia di messaggi di incoraggiamento nei social. Ieri sera la situazione non era delle migliori. Oggi qualche barlume di speranza si comincia a intravedere, per fortuna. Noi come Ucisovizzo ci siamo stretti intorno a Kevin, siamo tutti a fare il tifo per lui. Come ho già scritto su qualche messaggio, questa è la gara più importante che sta affrontando Kevin, e questa, io sono sicuro, e parlo a nome mio ma a nome di tutti, sarà la vittoria più grande di Kevin.